the bed feels warmer, sleeping here alone. Ciao da Nicoletta. Senti qui. L'uomo che non poteva guardare dalla finestra. Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa stanza d'ospedale. Ad uno dei due uomini era permesso mettersi seduto sul letto un'ora ogni pomeriggio. Il suo letto era vicino all'unica finestra della stanza. L'altro uomo doveva restare sempre sdraiato. I due uomini fecero conoscenza e cominciarono a parlare per ore. Ogni pomeriggio l'uomo che stava nel letto vicino alla finestra poteva sedersi e passava il tempo raccontando al suo compagno di stanza tutte le cose che poteva vedere fuori dalla finestra. L'uomo nell'altro letto cominciò a vivere per quelle singole ore nelle quali il suo mondo era reso più bello e più vivo da tutte le cose e i colori del mondo esterno. La finestra dava su un parco con un laghetto grazioso. Le anetre e i cini giocavano nell'acqua. I bambini facevano navigare le loro barche. Giovani innamorati camminavano abbracciati tra i fiori di ogni colore e c'era una bella vista della città in lontananza. Mentre l'uomo vicino alla finestra descriveva tutto ciò nei minimi dettagli, l'uomo dall'altra parte della stanza chiudeva gli occhi e immaginava la scena. In un caldo pomeriggio, l'uomo della finestra descrisse una parata che stava passando. Sebbene l'altro uomo non potesse sentire la banda, poteva vederla con gli occhi della sua mente. Così, esattamente come l'uomo della finestra gliela descriveva. Passarono i giorni, trascorsero le settimane. Un mattino l'infermiera del turno di giorno portò loro l'acqua per il bagno e trovò il corpo senza vita dell'uomo vicino alla finestra, morto pacificamente nel sonno. L'infermiera diventò triste e chiamò gli inservienti per portare via il corpo. Non appena gli sembrò appropriato, l'altro uomo chiese se poteva spostarsi nel letto vicino alla finestra. L'infermiera fu felice di fare cambio e dopo essersi assicurato che stesse bene lo lasciò solo. Lentamente, dolorosamente, l'uomo si sollevò su un gomito per vedere per la prima volta il mondo esterno. Si sforzò e si voltò lentamente per guardare fuori dalla finestra vicino al letto, immaginandosi quel panorama stupendo. Ed essa si affacciava su un muro bianco. L'uomo chiese all'infermiera che cosa poteva aver spinto il suo amico morto a descrivere delle cose così belle, così meravigliose. L'infermiera rispose che l'uomo era cieco e non poteva neppure vedere il muro. Forse voleva farle coraggio, disse. Qual è il messaggio? Ti leggo prima il messaggio e poi ti do la mia interpretazione. Vi è una tremenda felicità nel rendere felici gli altri, anche a dispetto della nostra situazione. Un dolore divisa è dimezzato, ma la felicità divisa è raddoppiata. Se vuoi sentirti ricco, conta le cose che possiedi che il denaro non può comprare. L'oggi è un dono, è per questo motivo che si chiama presente. E proprio qualche giorno fa ho scritto un capitolo di un libro con una mia cara amica su questo argomento. E il titolo è più o meno così: quando il contribuire ti fa essere più ricco di Zio Paperone. Dov'è che si trae gioia? Questo weekend ho tenuto un corso e c'era un ragazzino che è venuto a raccontarmi con le lacrime agli occhi di come da 55 parole al minuto era dislessico, ora ne legga più di 700, di come per la prima volta in tanti anni è riuscito a leggere a voce alta qualcosa in classe, mentre prima aveva il terrore e testuali parole avrei battuto la testa sul muro. Cos'è che può renderti gioioso? Il contribuire, il rendere felice qualcuno, il dare un pezzo di te a qualcun altro. Cosa puoi dare oggi? Cosa puoi donare oggi con la gioia di dare? Perché chi crea è energia, chi demolisce, oltre a rubare energia, perde energia. Te lo ripeto, chi ha la forza e la gioia nel creare avrà sempre più energia. Ci sono invece persone che investono il loro tempo nell'invidia cercando di demolire. Scegli da che parte vuoi stare. Io ho deciso di creare, di contribuire ed essere in questo senso emotivamente più ricca di qualsiasi Zio Paperone. Ciao, alla prossima!